Assessore Rosolén, oggi a Valmaura, riapertura della mensa, un bel segnale per gli studenti del Friuli Venezia Giulia e anche di Trieste. È un segnale importante perché dopo oltre 5 anni di stallo gli studenti di questo polo didattico avranno la disponibilità del servizio mensa, che va ad aggiungersi ai servizi mensa che sono rimasti aperti durante tutto questo periodo all'interno delle sedi universitarie e che si aggiunge anche all'utilizzo, alla possibilità da marzo di utilizzare l'app sulla prenotazione dei pasti per garantire tutti i percorsi di sicurezza e di distanziamento necessari in questo periodo. Un'applicazione che ci consente di estendere il servizio anche in poli non dotati di centro cottura, no? Molto semplice, molto facile da usare e che abbina la prenotazione al pagamento immediato, quindi garantisce al fornitore del servizio di non fare consegne a vuoto sostanzialmente, ma credo che dal punto di vista sia il significato, il messaggio che oggi lanciamo, cioè noi non abbiamo mai abbandonato, Ardis non ha mai abbandonato gli studenti anche in pieno lockdown, nel senso che noi abbiamo garantito, eravamo sempre aperti, abbiamo garantito sempre i servizi con molte difficoltà, devo dire sinceramente, è stato un periodo molto duro, però li abbiamo sempre supportati, sempre sostenuti e questo loro lo sanno e questo in questo momento credo che sia un messaggio di speranza per arrivare alla normalizzazione, un ritorno alla normalità quanto prima, quindi rilanciare e estendere questi servizi sia importante e psicologicamente molto positivo per gli studenti che appunto si sentono sempre assistiti e garantiti nel loro percorso di studi e questo insomma, per noi è molto positivo, molto importante.